La sensazione è che l'impegno sull'investimento ci dà profondi elementi di tranquillità. L'azienda poteva fare anche una manutenzione meno dispendiosa di quello che sta mettendo in campo. Siamo di fronte a un'azienda che sostanzialmente si sta impegnando per ovvi motivi legati anche alla sicurezza, ma perché c'è la necessità di avere un impianto che sia più performante. La questione del prezzo del petrolio è uno degli elementi importanti. Il prodotto che è richiesto, in questo caso l'etilene e anche i derivati dall'etilene, sono importanti nel mercato e non è un mercato saturo come qualche tempo fa l'azienda sosteneva. Stanno aspettando l'elezione del presidente. Il cambio della guardia ai vertici, quindi con l'uscita di scena di Descalzi, potrebbe in qualche modo aver influito su questa decisione di mantenere il cracking aperto e attivo a Porto Marghera? Ma non so se Descalzi resti o meno. Quello che chiediamo e che abbiamo sempre chiesto è che ci sia la persona giusta al posto giusto per ripensare una chimica di base e ripensare a riproposizione o riproposizionamento della chimica verde. C'è bisogno di una strategia industriale ed è quella che fino ad oggi è mancata.